dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda la rassegna stampa. Pier Vittorio, a te la linea. Ciao Andrea, grazie mille, buongiorno a voi ascoltatori e ascoltatrici. Allora, ben ritrovati qui sulle magiche onde di Radio Libertà. E sono davvero magiche queste onde, non ci stanchiamo insomma di ripeterlo proprio nel centenario poi della radio, visto che la nostra emittente ha vinto il microfono d'oro grazie al programma Chilometro Zoom dei campionissimi Antonino Danno e Lorenzo Viviani, che salutiamo. E allora oggi rassegna stampa, ma poi ci collegheremo con Matteo De Sio per intervistare assieme sul tema del processo Open Arms il professore Giovanni Terrano, che come forse ricorderete è stato già nostro ospite quest'estate per il filo diretto. Terrano insegna dottrina dello Stato all'Università Guglielmo Marconi e scrive sulla testata di Nicola Porro. E proprio sul sito di Nicola Porro si è recentemente occupato del clamoroso errore che avrebbe commesso nel processo Open Arms la Procura di Palermo. Naturalmente poi vorremmo sentire le vostre opinioni, i vostri interventi, quindi apriremo il consueto filo diretto con voi ascoltatori. Intervenite come sempre chiamando allo 029294 7222, 3 volte 2 finale, e scrivendo i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine sia della radio che della Lega. Oppure potete mandare i vostri messaggi, anche quelli vocali, al numero WhatsApp della radio, quindi il 340 6709 659. Mi raccomando, non superate il minuto nell'intervento, massimo ecco 90 secondi, in modo poi da permettere appunto al maggior numero possibile di ascoltatori di tenere i loro interventi, di dire insomma la loro, e se un intervento naturalmente dovesse superare 90 secondi dovremo purtroppo sfumarlo. Vi ricordo sempre potete seguirci quindi non solo dal televisore, il canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, dalle pagine Facebook dicevamo di Radio Libertà e della Lega, e dal nostro nuovo sito internet, quindi di radiolibertà.net, che appunto con una nuova veste grafica editoriale è un vero e proprio giornale online. E poi ci potete seguire anche dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android, dei canali Twitch e YouTube. E vi rinnovo anche l'invito sempre ad abbonarvi, a sostenerci, e quindi basta che andiate rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Allora concludiamo quindi questa parte ripetitiva e anche noiosa, no, dei soliti avvisi che però dobbiamo dare anche per chi si collega insomma la prima volta, ci ascolta per la prima volta. E allora andiamo subito sulla prima pagina della Verità. Vedete qui il titolone in apertura: giudici scatenati a favore dei clandestini. Mentre gli sbarchi calano, esplodono gli stop delle toghe proprio dell'isola siciliana ai cosiddetti trattenimenti alla frontiera che sono previsti dal decreto Cutro. In pratica, oltre l'85% dei tentativi di rimandare indietro gli irregolari viene impedito dalla magistratura. Pensate, quindi come al solito si può parlare a questo punto di toghe rosse. A Palermo bocciati ben 64 respingimenti su 74. E poi il caso Sala di Milano, qui se ne occupa nell'editoriale Maurizio Belpietro, cioè Sala in disgrazia che si aggrappa alla polemica con il cavaliere morto, no all'aeroporto Berlusconi. E poi sull'incontro di Mattarella con il presidente tedesco, che ha lodato il modello italiano sui migranti. E qui vedete la riflessione di Fabio Amendolara, la riflessione ma anche l'analisi di questi dati su appunto le toghe siciliane che si schierano contro i respingimenti proprio dei migranti clandestini. Nel conflitto tra le toghe orientate schierate a sinistra ovviamente, e il governo, sembra essere stato frapposto un muro giudiziario che respinge i trattenimenti alla frontiera previsti dal decreto Cutro. In un solo mese le bocciature dei decreti dei questori sono saliti da 26 a 64 su un totale di 74, tutti illegittimi secondo i giudici della sezione immigrazione. E a provare l'esistenza di un orientamento ideologico c'è anche un altro dato che la Verità aveva raccolto compulsando le commissioni territoriali che si occupano della protezione internazionale dei migranti e che aveva svelato ad agosto. Dal 2015 ad oggi le toghe hanno cambiato rotta.
Quindi se nel 2015 solo il 49% dei ricorsi presentati dai migranti contro il diniego della protezione, 6.774, venne accolto, da quando è in sella il governo di Giorgia Meloni le percentuali sono schizzate. E infatti vedete qui, andando un attimo a pagina 3, ci sono i dati invece relativi a quello che è successo con il governo Meloni. Vedete nel 2022 è stato accolto l'86% dei ricorsi, che in totale erano 10.699, nel 2024 con i dati fermi al mese di luglio gli 8.776 ricorsi accolti formano già il 72%, quindi insomma percentuali che guarda caso sono aumentate con un governo di centrodestra, quello Meloni. E poi, sempre dalla prima pagina della Verità, vedete sul fine vita il centrodestra si presenta diviso, dopo la bocciatura con polemiche in Veneto, l'iniziativa di Cappato arriva in Lombardia. La Lega verso la libertà di coscienza, incognita su una parte di Forza Italia i rischi di farsi dettare l'agenda dalla Corte Costituzionale. Se ne occupa di questo Giorgio Gandola, acque agitate nel centrodestra lombardo, l'inizio della discussione in Consiglio regionale della proposta Cappato sull'aiuto medico alla morte volontaria manda in fibrillazione la maggioranza, con la Lega che per bocca del governatore Attilio Fontana lascia libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia, una parte di Forza Italia e noi moderati rimangono quindi su posizioni contrarie. E poi l'intervista di oggi proprio a Federico Rampini per La Verità, intervista condotta da Maurizio Caverzan, dopo l'apriamo a pagina 17 e i giovani sono ansiosi per il lavaggio del cervello sulle nostre colpe. È una lunga intervista in cui affronta tutti questi sensi di colpa che le élite occidentali, no, ci propinano, i sensi di colpa dell'Occidente per il suo passato, Occidente che quindi dovrebbe autoflagellarsi, continuare sempre ad autoflagellarsi. L'intervista poi di Francesco Borgonovo a pagina 4 alla psicologa Laura Figozzi per il caso dei bimbi trans a parole, spesso in realtà tentano soltanto di rendere felice un genitore. E poi, anche qui le piroette della regione pugliese di Emiliano, perché la difesa dello strappo pugliese proprio in nome, no, di quell'autonomia che vorrebbero adesso bocciare, alla fine facendo affossare proprio la legge Calderoli, la riforma Calderoli. L'autonomia che piace a Repubblica, schedare gli studenti non vaccinati. Faziosa quanto incongrua una difesa dell'operato e dell'autonomia del governatore Michele Emiliano è sbucata dalle pagine dell'inserto di Repubblica Salute. La direttrice della piattaforma multimediale, Daniela Minerva, ha firmato quindi un accorato editoriale che plaude a questa proposta. Infatti vedete qui andando a pagina 6 un attimo, eccola qui, vedete, no? Repubblica tifa per l'autonomia se serve a schedare i non vaccinati. Infatti dicevamo la scelta di schedare gli studenti non vaccinati contro il papillomavirus umano causa di infezioni a trasmissione sessuale e attacca il governo in quanto si è opposta all'iniziativa. E quindi questa volta no, Repubblica che plaude a una scelta di autonomia tra virgolette. Emiliano la definì questa legge urgente promulgandola, il garante per la protezione dei dati personali e il governo si opposero, ma per la Repubblica si è trattato di un grave errore. Iniziativa più che meritoria è quella della Regione Puglia che con una legge regionale prevede che l'iscrizione a scuola e all'università tra gli 11 e i 25 anni sia subordinata a un attestato che dica o che l'aspirante studente si è vaccinato o che ha rifiutato di vaccinarsi. E infatti vedete, no, Repubblica tifa per l'autonomia se serve a schedare i non vaccinati, come al solito, no, da una certa parte politica, sempre questo odio e questo astio verso chi insomma fa una determinata scelta, sulla vaccinazione. Il quotidiano attacca governo e garante per lo stop alla registrazione dei giovani che rifiutano l'anti-HPV in Puglia. Il diktat era in contrasto con le norme nazionali, ma appunto il giornale contrario al DDL Calderoli ora frigna. E allora torniamo un secondo però sulla prima pagina della Verità per chiudere quella parte, vedete, no, stavamo appunto leggendo qui dal fondo e poi invece a proposito dell'anti-Covid, di questo farmaco anti-Covid, il Remdesivir può causare ictus e morte. Ritirato questo farmaco anti-Covid, contiene frammenti di vetro. Questo è l'articolo a firma di Maddalena Loi.
ritirato negli Stati Uniti un lotto dell'antivirali Remdesivir a causa della presenza di frammenti di vetro in una fiala, scoperti grazie al reclamo di un cliente. Il farmaco è prodotto dalla Gilead ed usato anche in Italia per curare il Covid. E la Food and Drug Administration, che precisa il vetro può arrivare agli organi e al cervello provocando ictus e decessi. E insomma, sono scoperte anche abbastanza inquietanti. Per fortuna che questi lotti sono appunto stati ritirati, di questo farmaco, il Remdesivir. E poi, se Conte non può essere interrogato, allora sta fuggendo dalle sue responsabilità, questo per la commissione d'inchiesta Covid. Buon Guerrieri, membro della commissione, questo è l'articolo a firma di Carlo Tarallo. Il conflitto di interessi di Giuseppe Conte nella commissione d'inchiesta è evidente. Se non si dichiarerà incompatibile, ci rivolgeremo al presidente della Camera. Spiega la verità Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia e membro dell'organo parlamentare d'inchiesta. Allora, facciamo così, andiamo adesso appunto a scavare, no, all'interno della verità, a sfogliare tutti questi articoli che abbiamo richiamato. Allora andiamo subito a pagina 2, poi ovviamente ci concentreremo anche sulle altre testate. Vedete sui migranti Berlino che sposa il modello Meloni, però Mattarella invece che tiene il predicozzo alla destra. Risposte facili a temi complessi. Quindi Steinmeier che riceve Mattarella e si complimenta con Roma per aver ridotto gli arrivi e ammette che la tematica è alla base del successo di AfD alle ultime elezioni. Qui vedete la foto di questo incontro, di questo incontro che si è tenuto appunto in Germania, sfilato a destra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevuto a Berlino dall'omologo Frank-Walter Steinmeier. E invece, l'articolo di Matteo Lorenzi, a commento dell'intervista che si è tenuta ieri a Portofino d'autore, intervista al vice premier Matteo Salvini, intervistato da Maurizio Belpietro, e Salvini che appunto ha affrontato tanti temi, e tra cui quello anche della cittadinanza che si vorrebbe regalare. Dobbiamo invece toglierla a chi delinque. Il vice premier intervistato da Belpietro: oggi con le norme attuali si può levare soltanto ai terroristi. E allora, ce lo leggiamo questo resoconto proprio perché i temi toccati sono stati tanti. Ieri sera il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, ha intervistato Matteo Salvini, vice premier, ministro dei trasporti, segretario della Lega all'interno della Kermesse Portofino d'autore. La rassegna promossa da Vis Factor è curata da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi. La conversazione ha toccato tutti i temi caldi del momento, a partire dalle recenti vicende giudiziarie del ministro, la questione della cittadinanza, la nuova Commissione europea e il ponte sullo stretto. In questo momento l'equilibrio fra poteri non esiste, ha spiegato Salvini. C'è un potere che ha più potere di altri, una parte sicuramente minoritaria della magistratura che vuole fare in tribunale quello che i cittadini non le permettono invece di realizzare con il voto libero. E quindi io penso che la politica debba farsi un serio esame di coscienza e correre ai ripari, non per il problema del mio processo. Beh, è un processo che però può essere appunto un pericoloso precedente in questo senso e ovviamente poi ci torneremo con il nostro ospite. Incalzato sulla vicenda del dossieraggio, Salvini ha auspicato l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta con tutti i poteri inquirenti che essa avrebbe. Pensa che ci sia un disegno politico? Ha domandato Belpietro. Mi sembra evidente, ha risposto il ministro, sottolineando che il 95% degli intercettati appartengono al centrodestra. Sul ponte invece sullo stretto di Messina, il segretario della Lega ha detto che chi lo contesta con motivazioni pretestuose non attacca Salvini, bensì l'Italia. Io spero che le opposizioni nei prossimi anni compiano una opposizione, perché è loro diritto, è un loro dovere realizzarla su tutto, ma non sulle infrastrutture, ha anche aggiunto Salvini, il quale ha persino annunciato l'obiettivo di far partire i lavori entro fine anno. Lei è preoccupato per il referendum che a quanto pare ci sarà sul tema dell'autonomia differenziata? Poi ha domandato il direttore della Verità. No, perché bisogna sempre rispettare il voto e se per caso la maggioranza perdesse questo referendum dovrebbe dimettersi il governo, ha incalzato. A parte il fatto che io penso che gli italiani abbiano voglia di modernità e di futuro sull'autonomia come sul nucleare, il governo va avanti fino al 2027. Sarebbe un problema per l'Italia, ha aggiunto, ma il governo va avanti fino al 2027, qualunque cosa accada.
Belpietro poi ha chiesto al vice premier un'opinione sul referendum per ridurre invece i tempi per appunto il conseguimento della cittadinanza. Se già con la norma di oggi sei il paese europeo che concede più cittadinanze, per quale motivo devi accelerare ulteriormente? Ha risposto. E poi il leader del Carroccio ha rilanciato: come Lega stiamo depositando un disegno di legge che prevede qualcosa di diverso, ovvero togliere la cittadinanza agli stranieri che delinquono in Italia. Su 5 milioni di stranieri presenti in Italia, ha continuato, la stragrande maggioranza per fortuna sono persone per bene, lavorano e pagano le tasse. In Liguria, come a Milano e in tutta Italia, sono i benvenuti. Il problema sono i tanti a cui è stata concessa la cittadinanza negli anni passati e che, anche se vengono beccati a spacciare, a stuprare, a rapinare e a uccidere, non possono essere allontanati e non puoi ritirare la cittadinanza, perché oggi la norma prevede che solo per reati legati al terrorismo tutto ciò quindi si possa realizzare. Alla domanda invece del direttore sulla nuova commissione targata Ursula von der Leyen, Salvini ha risposto di non essere abituato a pregiudicare e che prima bisogna vedere se entri in funzione. Sicuramente alcune dichiarazioni della presidente von der Leyen sono preoccupanti, ha anche sottolineato, perché quando facendo la stessa cosa vai a sbattere contro il muro per 5 anni, forse al sesto anno capisci che devi cambiare verso. E su Kiev infine il ministro ha tenuto la posizione: io penso che aiutare l'Ucraina a difendersi sia sacrosanto, ma penso che sia scellerato e pericoloso ipotizzare che quelle armi difensive possano andare a colpire, a uccidere, a bombardare in territorio russo, perché veramente sarebbe l'anticamera della terza guerra mondiale. E ieri infatti il pontefice ha lanciato questo allarme, no, ha rivolto questo accorato invito alla pace dicendo che siamo sempre più vicini ad una guerra mondiale. E andiamo invece a pagina 3, vedete lotta all'invasione, quello che stavamo dicendo prima, leggendo le toghe pro clandestini che si superano, appunto bocciati ben 64 respingimenti su 74, continua il boicottaggio dei giudici al decreto Cutro, pochissime le convalide ai provvedimenti per stranieri senza passaporto, che così invece possono girare per il paese. Svolta netta, guarda caso, da parte dei giudici da quando appunto governa il centrodestra. E qui vedete la verità nell'articolo appunto di Amendolara che stavamo leggendo dalla prima pagina, si autocita perché riporta quello che aveva già individuato con l'edizione del 29 agosto 2024. Vedete il virgolettato: "Così i giudici boicottano il governo, bocciato il 93% delle espulsioni". E appunto sono spiegati i vari dati, prima stavamo leggendo quelli su comunque precedenti anni, le valutazioni della Procura Generale della Cassazione, che addirittura si era espressa sul tema, aveva considerato legittimi i trattenimenti dei migranti provenienti da paesi sicuri, cioè ha ritenuto coerente e legittima la procedura accelerata messa in atto dal questore di Ragusa per la peculiare situazione che era di emergenza, per il flusso continuo di sbarchi e che precludeva con ogni evidenza ogni possibile accertamento e trattazione della procedura invece nella stessa zona di arrivo. Insomma, tutte queste argomentazioni della Procura Generale della Cassazione non sono bastate. La legge prevede che i migranti possano essere trattenuti negli hotspot, nei centri di soccorso e di prima accoglienza e in caso di arrivi consistenti e ravvicinati anche nei centri di permanenza per i rimpatri. I provvedimenti di trattenimento poi però devono essere convalidati dalla magistratura e qui, come vedete, come al solito il problema, ma i giudici hanno continuato a storcere il naso e a rigettare provvedimenti di trattenimento, lasciando i migranti che non forniscono il passaporto alle autorità al momento dello sbarco e che non sono disposti a rilasciare una fideiussione, quindi lasciandoli liberi di circolare sul territorio nazionale. Invece qui sotto a pagina 3, vedete l'articolo a firma, adesso ve lo zoomo, di Carlo Cambi: "Pesaro, perquisiti gli uomini di Ricci, sequestrati computer e tablet a Santini ed esposto, ora indagati". Il primo era il social manager dell'eurodeputato democratico del centrodestra, il sindaco Biancani si dimetta. Qui vedete un altro titolo: "Ricci cerca fondi per la sua Pesaro, il cassiere era il suo social manager". E quindi anche qui guai, no, giudiziari per il centrosinistra.
Nella foto sta appunto Massimiliano Santini a sinistra con l'ex sindaco Dem di Pesaro, Matteo Ricci, in una foto tratta dal suo profilo Facebook, e a sinistra l'articolo della Verità di ieri, proprio su, appunto questa vicenda. Allora andando avanti, poi passiamo alle altre testate e poi ovviamente dopo la prima mezz'ora, dopo questa pausa inizieremo anche a leggere i messaggi che ci avete mandato, che ci avete scritto. E qui l'intervista appunto alla, psicologa Laura Pigozzi sull'ideologia al potere, quella ovviamente gender, tema che stavamo già trattando dalla prima pagina, caos sui bimbi trans, spesso vogliono soltanto rendere felice un genitore. La psicologa clinica: dietro tutti i discorsi sul gender ci sono interessi che portano alla medicalizzazione. Negli adolescenti è una ribellione questa richiesta, no, di farsi assegnare un altro sesso e quindi di compiere la transizione di genere. Intervista, dicevamo, condotta da Francesco Borgonovo, che esordisce così: Laura Pigozzi, psicoanalista e psicologa clinica e autrice di libri di successo come Amori tossici e recentissimo L'età dello sballo. Soprattutto nel primo ha approfondito la questione del gender con un approccio estremamente lucido e niente affatto settario. Non è una pericolosa sovranista, una temibile bigotta. Nei suoi saggi e nelle sue interviste che ha concesso si mostra molto cauta e talvolta dubbiosa. Sembra non amare le identità scolpite nella pietra, a cui preferisce la più nobile identificazione. Insomma, non si può certo accusarla di tenere dei pregiudizi su questo tema estremamente complicato e non si può nemmeno non apprezzare il rispetto e la dolcezza con cui ragiona e argomenta. In fondo parliamo della vita di famiglie, bambini e ragazzi che si trovano a muoversi in un territorio in larga parte sconosciuto. Tuttavia, come professionista autorevole con anni di esperienza alle spalle, quando sente parlare di bambini trans rimane molto perplessa. Come fa a porsi una questione sul genere un bambino che non è ancora entrato nella dimensione sessuale? Si interroga. La domanda è esattamente questa, cioè come può desiderare di appartenere a un sesso diverso da quello di nascita un bambino o una bambina, ovviamente, che ancora quindi non ha fatto questa esperienza del proprio corpo. Ma è proprio questo a darci la misura del fatto che il dichiararsi appartenenti a un altro genere sia soltanto una questione nominale. Anche per gli adulti, per coloro che sono entrati nel proprio genere e che hanno un contatto con la propria sessualità oltre che con quella dell'altro. Che cosa significa che è una questione nominale? Chiede Borgonovo. Che si tratta semplicemente di nominarsi in un modo o in un altro. Che cosa c'è dunque alla base? Ovviamente una idealizzazione. Voglio dire che mi sembra che sul gender si faccia tanto rumore per nulla. La psicoanalisi da sempre insegna che l'essere umano ha da sempre un po' di fluidità. Se riconosciamo questo, che bisogno c'è di tutto questo discorso gender? Non c'è bisogno di manipolare il proprio corpo o di credere a certi ideali tecnoscientifici. Forse varrebbe la pena di chiedersi se non ci sia nella volontà di cambio di genere la ricerca rassicurante di un punto fermo, cioè di essere fissato nell'assoluto di una definizione precisa, benché opposta a quella che la biologia ha deciso. Il che finisce paradossalmente per condurre al contrario della fluidità già insita in ogni essere umano. Insomma, non è necessaria questa catalogazione un po' burocratica. Dietro a tutto questo, dietro a tutti questi discorsi, alla fine c'è la manipolazione dei corpi, soprattutto dei corpi giovani. Mi pare che molti ragazzi che si dichiarano appartenenti a un altro genere siano stati instradati in quella direzione con una sorta di tecnica di manipolazione. Dietro a questo maneggiare il corpo ci sono pure degli interessi. Dopotutto un bambino che si dichiara appartenente a un altro genere entra in un percorso di medicalizzazione, certo. E infatti mi ha colpito una notizia uscita non molto tempo fa. La storia di un bambino che si sentiva un gatto e al cui riguardo si è parlato di disforia di specie. Ovviamente bisogna valutare caso per caso, ma a quel bambino direi: "Guarda tesoro mio, che ci siamo tutti sentiti un po' gatti, ci siamo tutti sentiti un po' del genere diverso, siamo stati tutti un po' disforici, è una questione che fa parte dell'essere umano. Se adesso insisti per dare a tutti i costi una definizione, ti metti in una casa piccola anziché tenerti in una casa più grande." Quando un bambino dice una cosa del genere, anche se non così estrema, significa che è molto angosciato. E così, anche per un adolescente. Bisogna allora affrontare questa angoscia, chiedere da dove scaturisca. Ma come si affronta poi appunto questo disagio, questa angoscia? Il confine tra uomo e donna può essere mobile, un po' poroso,
ma qualcuno, nel caso del bambino, magari un genitore, deve far capire che è normale avere queste fantasie, decisamente meno tradurre poi la fantasia in una manipolazione del corpo. Soprattutto perché si dicono certe cose prima ancora di aver scoperto che cosa significhi essere uomo o donna. E poi mi faccia dire anche un paio di cose fuori dai denti. Prego. Tante volte il bambino vuole solo rendere felice uno dei 2 genitori, quello che appunto era richiamato, no, anche nel titolo che abbiamo letto. I bambini sono specializzati nel renderci felici, ci danno attenzione, mettono tutto quello che hanno per raggiungere questo obiettivo. Con gli adolescenti è diverso. Secondo la mia lettura, questa manifesta intenzione di cambiare genere è un desiderio di smarcarsi dai genitori, come a dire: tu m'hai fatto così e invece voglio essere altro. E allora la conclusione, prima di questa pausa, la domanda di Borgonovo, una forma di ribellione? Sì, solo che oggi non siamo più abituati alla metafora, non siamo più abituati a pensare a che cosa ci sia dietro una dichiarazione. Prendiamo tutto per buono, appiattiamo tutto e facciamo così una gran confusione senza considerare le conseguenze. E insomma, ragioni da vendere la psicologa Laura Pigozzi. Piccolo break, noi ci troviamo fra pochissimo. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. A te la linea. Grazie Andrea. Allora, finito di leggere questa intervista alla psicologa Laura Pigozzi sul caso dei bambini trans, però dobbiamo anche rimanere di fatto sul tema perché oggi si terrà questo contestato laboratorio a Roma 3 proprio sui bambini addirittura no, gender e trans, creative, pensate voi, laboratori che si tengono appunto all'Università Roma 3. E allora l'associazione invece, Provita, che ha già raccolto 32.000 firme, qui leggiamo dalla Verità di oggi, vuole consegnare la petizione per chiederne lo stop, ma il rettore, eccolo qui nella foto, vedete Massimiliano Fiorucci, tira dritto: "Studieremo i più piccoli giocando". Veramente qui sembra sempre di leggere delle follie, il mondo al contrario per usare questa definizione vannacciana. Nonostante il polverone mediatico che è stato sollevato dalla vicenda, alla fine oggi si terrà questo controverso laboratorio per bambin, sempre con asterisco, trans gender creative, dell'Università Roma 3, un evento su cui permangono tuttora molti dubbi. Quel che è certo è che il laboratorio è organizzato da una ricercatrice di Roma 3, la dottoressa Michela Mariotto, che fa parte di Gender Lens. Pensate, un'associazione LGBT che sul suo sito internet ufficiale si descrive come un collettivo di genitori, attivist, trans e alleat, asterisco. Sembra di ricordare, no, quelle abbreviazioni fantozziane su alcune cariche. Infatti qui vedete tra parentesi è scritto: "Gli asterischi sono il marchio di fabbrica della casa" e che si pone come obiettivo di far luce sulla complessità del genere come parte di qualsiasi esperienza umana. Insomma, tra asterischi, schwa e linguaggio petaloso, l'antifona è fin troppo chiara. Chiara invece non è affatto la natura di questo laboratorio, né come l'evento sia stato finanziato e con quali fondi, tutte queste questioni sollevate da un'interrogazione parlamentare del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Ma, qui è anche offerta la spiegazione di Fiorucci, del rettore, che non ha convinto però l'associazione Pro Vita e Famiglia, che ha annunciato di presentarsi oggi davanti alla sede del rettorato di Roma 3 per consegnare le oltre 32.000 firme che abbiamo raccolto con la nostra petizione popolare per dire no al laboratorio per bambini trans. Bambin qui in realtà sempre con l'asterisco, perché loro si riferivano ovviamente all'iniziativa loro di Pro Vita, l'iniziativa della Roma 3. Rimarchiamo il nostro sconcerto per le parole del rettore Massimiliano Fiorucci, che non solo non ha bloccato l'iniziativa, ma l'ha addirittura difesa parlando di una ricerca per esplorare territori di confini lungo i quali non sono consolidate conoscenze adeguate e dunque ammettendo che il progetto è una vera e propria sperimentazione, però con il coinvolgimento di bambini dai 5 anni ai 14, ai quali adulti stanno applicando l'etichetta di transgender senza nessun fondamento scientifico.
Questo appunto ha affermato più Provita. E poi Jacopo Coghe, portavoce sempre dell'associazione, ha anche aggiunto che i tanto decantati risultati finali di questo laboratorio non avranno alcuna validità, poiché l'iniziativa è promossa da attivisti dichiarati dell'associazionismo LGBTQIA+, e ogni volta qui la sigla diventa sempre più lunga, che conducono battaglie politiche sull'identità di genere fluida di giovani bimbi e il pericolosissimo e anch'esso antiscientifico approccio affermativo. Insomma, verrebbe anche qui da commentare, per fortuna che c'è Provita, no, che si occupa di queste battaglie contro alcune follie. E invece, per quanto riguarda il fine vita, lo stavamo anticipando appunto dalla lettura della prima pagina, vedete sempre a proposito di ideologia al potere, fine vita, fronda della Lega nel centrodestra, ma in realtà come abbiamo detto la Lega non è una caserma, perciò questa libertà, no, la Lombardia si appresta a discutere la proposta di Cappato, già bocciata in Veneto, sull'aiuto medico alla morte volontaria. Il governatore Attilio Fontana segue Zaia, libertà di coscienza, contrari Fratelli d'Italia da una parte di Forza Italia. Lunedì convegno al Pirellone. E nelle foto vedete appunto Cappato e poi Raffaele Cattaneo che è contrario, Cappato ovviamente pro eutanasia e Attilio Fontana invece possibilista. E quindi tutto prende spunto da un fatto, vi leggo ecco almeno questa parte. La proposta di legge per l'aiuto medico alla morte volontaria, depositata dal portavoce dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, in 11 regioni, è approdata anche in Lombardia e questa proposta è stata dichiarata ammissibile e verrà sottoposta al voto in aula. Il Consiglio regionale del Veneto l'ha già bocciata, nonostante fosse supportata dal presidente Luca Zaia. Una posizione progressista che lascia intuire una dialettica aperta interna alla Lega, con risultati non ipotizzabili. Matteo Salvini ha più volte ribadito quello che vi stavo dicendo, no? Che la Lega non è una caserma, c'è libertà di pensiero, anche se io avrei votato no, come in Veneto. Il presidente lombardo Attilio Fontana ha spiegato che sui temi etici di tale rilevanza ognuno di noi deve affidarsi alla propria coscienza. Nel caso specifico ritengo che l'obiettivo debba essere quello di applicare la sentenza della Corte Costituzionale che impone al Parlamento di legiferare secondo quindi parametri precostituiti. Questa la nota appunto del redattore, in questo caso appunto di Giorgio Gandola. È una posizione questa sulla libertà di coscienza che ricorda anche quello che diceva spesso, no, Silvio Berlusconi ai propri eletti in Forza Italia, che su questi temi etici deve prevalere appunto questa libertà di coscienza. La mossa del cavallo dimostra come il centrodestra sia tutt'altro che unito. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e parte di Forza Italia tengono infatti il punto su due presupposti imprescindibili. Il primo riguarda il contesto geografico e giuridico nel quale si muove la richiesta dei radicali. Non può essere la regione a legiferare in materia con il rischio di terremotare un argomento così delicato e costruire impianti legislativi in conflitto fra loro, favorire il turismo dell'ultima ora, creare contrapposizioni all'interno dello stesso sistema sanitario e in definitiva dare la stura al più surreale dei federalismi, quello del fine vita. Il secondo motivo di preoccupazione invece è che la spaccatura nel centrodestra che sta provocando, questa spaccatura è di tipo prevalentemente politico. Appiattendosi con una mozione sulla sentenza della Corte Costituzionale, come da richiesta di Marta Cartabia prima e Giuliano Amato poi, si corre il rischio di inseguire la giudicrazia, cioè il potere dei giudici, di avallare le procedure, anzi le spallate del mostro giuridico che impone al Parlamento tempi e modi di costruire una legge appropriandosi di un presupposto costituzionale che appartiene solo al potere legislativo. E questo è un sistema utilizzato dalla sinistra per tentare altrettanti blitz con la complicità delle toghe. Eh sì, un grimaldello che a sinistra si usa spesso, no? Quando non si ha la maggioranza politica per cambiare le norme, allora si cerca di far pressione sull'ordinamento, tirando appunto per la giacchetta i giudici e cercando di far passare quei principi attraverso le sentenze magari di toghe amiche. E allora così il convegno "Il fine vita e il fine della vita" è interessante perché introduce anche il tema del fine o della fine della politica.
Spiega Raffaele Cattaneo, sottosegretario regionale, storica anima cattolica del Pirellone, il fine vita è un argomento complesso e trasversale che può essere trattato solo attraverso un dialogo aperto. È fondamentale che la libertà di coscienza invocata da molti non si riduca a un pilatesco lavarsene le mani, poiché intorno a questi temi si gioca la concezione che noi abbiamo della vita e della persona, e quindi della società e della politica. La vita è un bene troppo prezioso per essere affrontato superficialmente, con una conclusione che è anche una speranza. Detto questo, desidero uno Stato e ancor più una regione, Lombardia, che sia in linea con la sua storia e visione e che voglia sostenere la vita e non favorire la morte. Insomma, questo è l'auspicio appunto di Raffaele Cattaneo, eccolo qui in foto. Record invece di aborti in Francia, pensate 243.000 e 600.000, ucciso un quarto dei figli concepiti. Quindi un numero altissimo, abbiamo detto quasi 250.000, nel 2023 l'ente statistico transalpino conta pure 6.000 stop per esigenze terapeutiche. L'articolo di Fabrizio Cannone, secondo la ricerca della DRES, l'aborto è più alto nella fascia di età 20-34 anni, ma è aumentato nel 2023 in tutte le fasce di età. Di un migliaio di aborti sui quasi 250.000 ufficialmente registrati, lo studio non ha potuto determinare l'età delle donne nel momento quindi dell'IVG, dell'interruzione volontaria della gravidanza, no, la sigla. E questo probabilmente perché si trattava di minorenni, le quali nella Francia liberal e incosciente di Emmanuel Macron possono decidere di abortire senza il consenso esplicito del genitore. E qui appunto nella foto vedete il sì alla morte con il presidente francese Emmanuel Macron. La cosiddetta costituzionalizzazione quindi dell'aborto era stata ufficialmente promessa da Macron l'8 marzo del 2023 e questa promessa è la prova tangibile che la cultura pseudo femminista, egemone a sinistra, ha toccato e invaso anche la destra e parte del mondo cattolico, facendo dell'aborto una specie di dogma laico su cui è impossibile discutere. Occorre la genuflessione. Nelle scuole francesi, dalle elementari al liceo e non solo nell'insegnamento dell'educazione sessuale ma anche storia, si parla dell'aborto come una tappa della liberazione della donna. Criticare l'aborto, o almeno i suoi eccessi, per un giovane francese di oggi equivarrebbe a criticare il suffragio universale, la libertà di stampa o il diritto alla pensione. Del resto, ancora nel 2022, sempre sotto Macron, c'era stato un nuovo avanzamento, e cioè la possibilità di abortire non solo fino alla 12ª settimana dal concepimento, ma addirittura fino alla 14ª. Il report parla dell'interruzione volontaria di gravidanza, ma non tratta della meno nota interruzione medica della gravidanza, il cosiddetto aborto terapeutico. In nome della salute della donna e della patologia incurabile del nascituro, l'IMG può essere praticata, questa appunto medica, di interruzione, può essere praticata legalmente sino al 9° mese di gravidanza, pensate, e nel 2023 se ne sarebbero registrate circa 6.000. La conclusione quindi di questo articolo di Fabrizio Cannone con una frase di Giovanni Paolo II, perché il Papa della vita noterebbe che i falsi profeti e i falsi maestri hanno conosciuto il maggior successo possibile. E questa appunto è una frase tratta proprio dall'Evangelium Vitae. Andiamo avanti e poi ovviamente passiamo a tutte le altre testate, ma ci tenevo con voi ad affrontare tutti gli argomenti più caldi, no, prima appunto dalla Verità, e poi, vedere la loro declinazione sulle altre testate. Allora, Repubblica che tifa per l'autonomia se serve a schedare i non vaccinati, questo che appunto l'abbiamo già letto prima, ma anche il vetro che è stato trovato nel Remdesivir, no, ritirato negli usa un lotto dell'antivirale. E invece a pagina 7, qui la riflessione proprio con l'intervista ad Alice Bonguerrieri, la riflessione sulla posizione di Conte, che è incompatibile con la commissione d'inchiesta. Pronti quindi a sollevare il caso alla Camera, afferma appunto la deputata di Fratelli d'Italia. L'ex premier deve risposte agli italiani, se non si farà interrogare Conte scapperà dalle sue responsabilità. La divisione tra sinistra e Movimento 5 Stelle sull'indagine mostra quanto il campo largo sia a pezzi, non solo questo, no, ma anche quello che sta succedendo per esempio in regione Liguria per la campagna elettorale, per la presidenza della regione, con addirittura la richiesta di tenere fuori, da parte la richiesta venuta dal Movimento 5 Stelle, da parte di Conte, di tenere fuori Renzi. Se PD e Alternativa Verdi Sinistra continueranno a non partecipare ai lavori, andremo avanti
comunque. Quindi il Movimento 5 Stelle partecipa e il PD e AVS no. Come se la spiega questa divisione? Com'è? È l'ennesima dimostrazione di quanto si appezzi il campo largo. E qui invece vedete questa allerta sui rischi legati all'iniezione di particelle di vetro riportati sul sito della Food and Drug Administration, sul richiamo quindi del lotto del farmaco appunto Remdesivir. E qui è spiegato che appunto il vetro, le particelle quindi di questo vetro possono viaggiare all'interno, no, del corpo umano e poi raggiungere organi come appunto lo stesso cervello e provocare questi ictus. E già il Washington Post a settembre del 2020 scriveva che questo farmaco, modestamente benefico con poche prove che migliori la sopravvivenza, potrebbe non curare il Covid, ma sta facendo guadagnare miliardi di dollari alla Gilead. Un ciclo di trattamento di 5 giorni costava 3.120 dollari, scontati a 2.340 per gli ospedali pubblici, consigliato in Italia dal virologo Matteo Bassetti. Nel settembre 2020 è stato somministrato anche a Silvio Berlusconi. E poi qui invece la dichiarazione di Franco Corbelli: "Basta mistificare la realtà sulla pandemia, il leader del movimento diritti civili chiede verità e giustizia per quanto accaduto durante con la pandemia. Basta con la falsa narrazione dominante e la mistificazione della realtà. La commissione d'inchiesta sul Covid deve avere questo obiettivo prioritario e irrinunciabile". E allora andiamo avanti perché, poi ecco dobbiamo concentrarci anche, dicevamo su questo arresto differito, per chi picchia i medici, le sfide del governo, stretta del Consiglio dei Ministri contro le violenze nei confronti del personale ospedaliero e i danneggiamenti delle strutture. Salta per ora la videosorveglianza, slitta il decreto flussi, Mantovano ci sono ancora affinamenti e precisazioni quindi da fare. E poi quello che appunto stavamo, anticipando prima, cioè Italia Viva fuori dalla coalizione per Orlando, qui nella foto, una foto che sembrava, no, emblematica, simbolica di questo nuovo campo largo, cioè l'abbraccio, tra Renzi appunto e la Schlein per la partita del cuore, il campo largo che perde un pezzo, Italia Viva dopo settimane di trattative finisce fuori dalla coalizione di centrosinistra che sostiene Andrea Orlando per le regionali liguri e sui renziani in Liguria pesavano i veti del partito di Giuseppe Conte e di Alleanza Verdi Sinistra. Su pressione dei 5 Stelle, ha spiegato la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita, nelle ultime ore ci è stato chiesto di eliminare l'apparentamento, cancellare dalla lista i nomi di alcuni nostri rappresentanti e per noi non è politicamente serio. Allora, qui vedete poi ci sono anche queste, ormai più che anticipazioni sono ipotesi che circolano da giorni, e cioè sul Consiglio dei Ministri, quindi tanto che a proposito di Rai si afferma che i conti sono sotto controllo e poi Agnes e Rossi che sono stati appunto designati al CDA della Rai. Quindi questi nomi: piano strutturale di bilancio alle Camere, debito condizionato dal superbonus. Dopo essere stato illustrato durante il Consiglio dei Ministri di ieri dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il piano strutturale di bilancio è stato inviato alle Camere e verrà esaminato a cominciare dall'8 ottobre. Il documento, che è stato aggiornato alla luce delle revisioni di contabilità nazionali rilasciate dall'Istat lo scorso 23 settembre, dopo il confronto con le parti sociali, prevede che l'andamento del debito pubblico italiano nei prossimi anni, soprattutto nel periodo 2024-2026, continuerà ad essere fortemente condizionato dall'impatto sul fabbisogno di cassa delle compensazioni d'imposta legate ai superbonus edilizi introdotti a partire dal 2020. E su questo tema, no, delle compensazioni di cassa per il superbonus, per questa eredità, iattura grillina, poi ci torneremo perché a pagina 11 di oggi del Corriere c'è l'intervista proprio al sottosegretario leghista al MEF, al Ministero Economia e Finanze, cioè Federico Freni, che tratta ovviamente anche questo tema. E poi dicevamo articolo questo di oggi su anche, Viale Mazzini, qui nella foto Simona Agnes, figlia di Biagio Agnes, che appunto è stata proposta dal Ministro dell'Economia, queste, no, le ipotesi che già circolavano da tempo, no, che ha deliberato il MEF di designare proprio Simona Agnes insieme a Giampaolo Rossi per la nomina
a componenti del consiglio di amministrazione della RAI, quindi passi in avanti per la maggioranza che intende portare appunto alla presidenza di Viale Mazzini la candidata azzurra Agnes. Allora, andando avanti, vedete qui a pagina 11, per salvarsi da flop, inchieste e figuracce, Sala se la prende persino con i morti. Milano ricorrerà al TAR contro l'intitolazione di Malpensa a Berlusconi, un basso espediente per ritrovare consensi. Questo è l'editoriale dalla prima pagina di Maurizio Belpietro, editoriale che stavamo leggendo, e insomma qui si spiega che dopo tutti i disastri, gli errori di questa giunta, insomma questo sembra quasi un tentativo per riottenere visibilità e non tornare quindi nell'anonimato. A Sala infatti era andata male pure l'operazione per ridurre il traffico, inseguendo il disegno di uno stop alle auto che inquinano. Il sindaco infatti lo scorso anno ha vietato l'ingresso ai veicoli più vecchi, colpendo ovviamente le fasce di popolazione a basso reddito. La manovra, oltre ad alienargli le simpatie delle classi popolari, non ha affatto intaccato né i volumi di traffico né le percentuali di polvere inquinanti, con il risultato che dal punto di vista ambientale non è cambiato nulla, anzi forse qualcosa è pure peggiorato, ma da quello del consenso la sua popolarità è precipitata. E quindi Sala, una sorta di marchese del Grillo, come lo ha soprannominato Luigi Corbani, ex vice sindaco della giunta di sinistra degli anni '90, non vuole stropicciarsi i polsini per non farsi trovare in disordine in caso di invito in uno dei salotti buoni, radical chic della città. Risultato: per emergere dal disastro, Sala prova a prendersela con Silvio Berlusconi nella speranza di diventare simpatico almeno ai nostalgici dell'anti-berlusconismo. E qui vedete nella foto Luca Zaia, perché appunto la Regione Veneto ha deciso di ricorrere contro le regioni che invece si schierano per il no al DDL Calderoli, che si schierano appunto contro questa riforma dell'autonomia differenziata. Vedete, il governatore Luca Zaia ha annunciato che il Veneto presenterà ricorso presso la Corte Costituzionale contro le regioni Campania, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Sardegna che vogliono abrogare la legge sull'autonomia differenziata. La delibera con il mandato per lo staff di legali della regione è stata firmata su proposta del presidente Zaia dalla giunta Veneto proprio martedì scorso. Martedì, ha spiegato il governatore, abbiamo fatto la delibera, il governo non ha bisogno dell'avvocato difensore, ma è pur vero che se saltasse questa legge nazionale il danno verrebbe arrecato anche a noi veneti. E a proposito poi quindi della opposizione di questo ricorso del Comune di Milano, di Sala, all'intitolazione dell'aeroporto Malpensa a Silvio Berlusconi, è intervenuta anche sua figlia Barbara Berlusconi, l'ira di Barbara: "Usa mio padre per celare le difficoltà". Usa mio padre, riferito ovviamente a Sala. E è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini: "Anche dopo la sua scomparsa, la scomparsa di Silvio Berlusconi, non si ferma l'odio". Confalonieri che ha affermato la sua eredità, l'eredità di Berlusconi non ha bisogno di questi onori. E infatti ha scritto proprio così Matteo Salvini in questa nota, la Lega: "Anche dopo la sua scomparsa, quindi non si placano l'odio e il rancore nei confronti di Berlusconi, proprio dalla sua Milano, al cui benessere, anche al benessere di tutta l'Italia, lui ha contribuito con tanto amore e passione, al di là delle appartenenze politiche. Vergogna! Silvio, sei e rimarrai sempre nei nostri cuori". Così appunto scritto su X, l'ex Twitter, il vice premier leader del Carroccio Matteo Salvini. E poi, come stavamo leggendo, l'amico storico e presidente Mediaset Fedele Confalonieri va oltre: "Berlusconi non ha bisogno di essere onorato in questo modo. È quello che ha lasciato, a prescindere dal ti dedico la via o la piazza, ha lasciato un'eredità. A me ha cambiato la vita da così a così, e a tanti, forse a tantissimi, a tutti quelli che hanno lavorato con lui ha cambiato la vita. Berlusconi è questo". E allora chiudiamo questa parte sulla verità, poi Andrea iniziami pure a girare gli articoli, i messaggi scusami, che sono arrivati su WhatsApp, così iniziamo a leggere, poi leggiamo anche quelli che avete scritto sotto le dirette Facebook, no, della pagina della radio e della Lega. E poi, chiudiamo, dicevo, anche questa parte. L'Italia che si prende l'agricoltura dell'Europa, qui siamo a pagina 12 della Verità, vedete Massimiliano Giansanti alla guida del COPA, l'organo che riunisce le imprese dell'Unione Europea, il primo connazionale nominato in 30 anni. Bisogna tenere il passo di Cina e Stati Uniti. Serve una riforma radicale della PAC. E la Meloni quindi che afferma: "Grazie alla coesione del nostro sistema".
Qui invece nella foto gli scontri, no, tra polizia e tifosi, stangata dopo gli scontri del derby Genoa-Juventus si terrà appunto a porte chiuse. Porte chiuse allo stadio Luigi Ferraris di Genova per il match di oggi Genoa-Juventus, lo ha deciso il prefetto di Genova dopo la relazione dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive a seguito degli scontri tra tifosi al termine del derby di Coppa Italia. Rischio porte chiuse anche per la Sampdoria. Venerdì 4 ottobre, quindi contro la Juve Stabia invece. La riflessione di Riccardo Ruggeri invece sulla dottrina Draghi è quel vizio italico di dividersi in pecore bianche o nere, e qui poi Riccardo Ruggeri spiega: guardate, io ho anche l'abitudine di alla fine far intervenire tutti i miei lettori, di considerare tutti i vari punti di vista, e qui infatti lui li riporta, no, a proposito di questa ricetta Draghi e quindi delle risposte, gli interventi che sono arrivati su questa agenda. Vedete qui lui infatti scrive: "Ho sofferto a non rispondere a nessuno", scrive Riccardo Ruggeri, "per essere fedele al mio stile di comunicazione, un estremo rispetto verso tutti e a guardare il mondo solo dai miei interstizi privati senza la pretesa di cooptare nessuno alle mie idee. E qua pubblico le posizioni di 6 lettori, mantenendo l'assoluta segretezza su di loro, come mi è stato richiesto". E per esempio, no, citiamo ad esempio l'intervento, il messaggio che è stato mandato da questo pensionato ex dirigente Fiat: "I burocrati europei si sono rivelati peggiori dei nostri, orientati al più bieco statalismo centralizzatore. Si comportano come gli esaltati dell'estremismo verde. Sono menti malate, potevano pensare di potersi sostituire al mercato imponendo un tipo di auto che noi utenti non vogliamo, perché non soddisfa i requisiti minimi per potersi definire automobile. L'auto elettrica europea targata Ursula sarà un pozzo senza fine di perdite". E insomma ha ragione questo appunto pensionato ex dirigente Fiat che ha scritto questo messaggio. E allora ho sentito dalle notifiche, appunto mi sono stati mandati, girati messaggi, no, che ci avete inviato. Volevo solo leggervi a proposito di auto elettriche, vedete anche qui a pagina 13 della Verità di oggi, su ambiente e povertà: "L'arrivo dei produttori d'auto cinesi è un rischio anche per i nostri dati sensibili. Pechino può infatti usare i veicoli per controllare le connessioni", ma Urso invece smentisce il Corriere della Sera, il ministro Urso, sulle richieste di Dongfeng al governo. "Anche per l'ONG Verdi, pensate, e sono anche loro quelli che lo sostengono, gli obiettivi di emissione del 2025 sono irrealizzabili". E per chi insomma non solo ci ascolta, ma ci vede, quindi può vedere questa infografica, guardate qui la rincorsa impossibile al Green Deal, con poi tutte le principali case produttrici, case automobilistiche e anche colossi tedeschi, BMW, Mercedes, che appunto, qui non riescono a raggiungere queste, performance, quindi di vendita delle auto elettriche. E qui ci sono ovviamente performance di vendita di auto elettriche e quindi ovviamente in primis di riduzione, proprio delle quote di CO2 rilasciate nell'atmosfera. Qui ci sono gli obiettivi UE, ma sono lontane, no, qui sono segnate le performance al primo semestre 2024 e invece con le vendite di auto elettriche previste nel 2025 e quindi molto lontane. Allora facciamo così, adesso io, a proposito poi sempre di auto, vedete qui appunto anche lo stesso Calenda che chiama in aula Stellantis, il leader di Azione ha scritto una lettera ai segretari di tutti i partiti di opposizione per chiedere al CAN di riferire sulla crisi. Conte risponde: "Ma manca l'hashline". Vi dicevo, iniziamo a leggere i vostri messaggi. Per esempio Mario che ci scrive: "Buongiorno, sulla vicenda Open Arms le parole più lucide e chiare che ho sentito finora sono quelle dell'avvocato Bernardini De Pace ieri dal nostro Sallusti. Ma quale sequestro di persona? Fatela risentire H24". Hai ragione Mario, assolutamente. Poi su questo ci torneremo anche con il nostro ospite, perché probabilmente manca proprio anche non solo il dolo, ma proprio il fatto tipico, no, per usare categorie penalistiche, del fatto tipico del sequestro. Non solo non c'era la volontà, il dolo, quindi di limitare la libertà di queste persone, perché comunque si era detto: "Andate dove vi pare, ma non nei porti italiani". Perché per esempio non andate in Spagna?
e sapete che poi la sede operativa di Open Arms era proprio nel comune di Barcellona, e anche qui l'altro scandalo, l'assurdo che sia un comune straniero che si possa costituire parte civile in questo processo. Ma poi manca proprio, diciamo, il fatto tipico, e però, come dicevo, su questo tema ci concederemo un ulteriore approfondimento proprio con il nostro ospite. Marco da Milano che ci ha scritto: è inconcepibile l'atteggiamento da bambini viziati dei magistrati che ci riempiono di clandestini pur di fare un dispetto al governo. Urge la riforma della giustizia con la separazione delle carriere. E anche qui, Marco, d'accordo con te. E poi vediamo appunto gli altri messaggi, magari quelli che ci avete scritto sotto le dirette, no, Facebook. Allora, per esempio, andiamo su quello sulla diretta di Radio Libertà, vedo che ci sono già tanti commenti, vediamo. Allora, per esempio, ci scrive Antonietta, no, ma a proposito di questa manifestazione nell'Università Roma 3, mi domando: ma cosa ci sta a fare la ministra all'università, no? Ci chiede Antonietta di intervenire. Tanti messaggi che ci ha scritto anche Elel, ovviamente vi salutiamo sempre e vi ringraziamo per i messaggi. Allora, Elel che ci scrive: pretentiamo di sostituirci a Dio e non siamo in grado neppure da comportarci da Homo sapiens sapiens. È vero Elel, perché insomma questa smania di onnipotenza di questo io, di questo uomo transumanista che pretende di sostituirsi alla natura, di ricreare la natura, rimodellarla a proprio piacimento, insomma non siamo Homo sapiens. Poi sapete, a proposito di Homo sapiens, Jude Law in quella intervista ha tirato fuori la categoria dell'Homo sapiens fascista e ha scatenato l'ilarità, ha ottenuto invece il plauso dei democratici, dei progressisti con questa battuta. Chissà che non sia una modalità per magari fare marketing, pubblicità ai suoi film. E poi Elel che ci scrive su Draghi: mentitore, fingendo di agire per il bene dei popoli, ci impone le peggiori disgrazie per noi europei. Altri messaggi, per esempio, nei commenti sotto la diretta della pagina Facebook della Lega, vediamo, perché così li apriamo prima di questo break e poi concludiamo la rassegna stampa anche con le altre testate. Ci scrive per esempio Maria Teresa che ci saluta con il buongiorno, e poi verrebbe da commentare citando Silvio Berlusconi: evviva! Abbiamo anche l'opposizione, perché c'è Francesco Dasaro che si firma, che ci scrive: buongiorno nulla facenti della Lega. E vabbè. Allora, piccolo break e poi concludiamo questa rassegna stampa. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. A te la linea. Grazie Andrea. Allora, per concludere questa parte di rassegna stampa, vedete adesso apriamo qui pagina 15 sul risico invece del credito, Unicredit e Commerzbank che si parlano, ma l'incontro per ora resta virtuale. Tra Orcel e la Orlop, alla D del gruppo tedesco, c'è stato solo un collegamento video, minime aperture. Mattarella da Berlino che lancia un assist: servono campioni web per sostenere la competizione globale. E insomma per queste mosse di mercato proprio di Unicredit. E qui nella foto c'è proprio Andrea Orcella, amministratore delegato di Unicredit, impegnato nella trattativa a Francoforte. E poi invece questi segnali sempre per i dati emersi al seminario di Banca Ifis che confermano la solidità dei nostri istituti di credito. Ernesto Fürstenberger Fassio: piani di sostenibilità sociale nel recupero crediti, NPL, l'Italia meglio della Germania. Insomma, sono comunque notizie positive che vengono dal nostro sistema bancario. Se poi vediamo appunto Unicredit addirittura si lancia in queste operazioni, dicevamo, di risico, no? Appunto di acquisizione in gruppi stranieri. E a proposito di gruppi invece italiani, ritorna all'Italia ma nel logo di ITA, perché vedete, chi lo può appunto vedere che ci segue dal televisore o comunque dal sito, che ha anche il video, non solo ci ascolta come
dalla radio, adesso Ita Airways inserisce Alitalia. C'è scritto qui infatti inspired by Alitalia, ispirati da Alitalia. Ritorna l'Italia nel logo di Ita, con il giubileo arriva il primo utile. Infatti per questo giubileo del 2025. Bene i ricavi e margini, ma nel bilancio 2024 pesano ancora la guerra e i tentennamenti dell'UE. Invece prima l'abbiamo citata questa lunga intervista, citata perché appunto già menzionata nella prima pagina della Verità, la lunga intervista a Federico Rampini condotta da Maurizio Caverzano, il pentimento di massa che fiacca l'Occidente. Il giornalista considera il suo ultimo libro un antidepressivo per la nostra società, nella quale soprattutto i giovani subiscono la pressione autoflagellante dell'élite. La storia è raccontata come un romanzo criminale, così la casta intellettuale si perpetua. E infatti qui giustamente lui spiega, no, che cosa ha sbloccato questo saggio, questa riflessione. Rampini risponde appunto affermando: vivo a New York nel cuore di una cultura conformista che processa l'Occidente come la civiltà più malvagia e impone che ci si genufletta quotidianamente davanti al resto del mondo per le sofferenze che noi avremmo inflitto. Nel corso di un viaggio in Tanzania, osservando le tribù dei Masai, ho visto da vicino questo paradosso. Loro non hanno dubbi sui benefici che il nostro progresso gli porta, ma c'è sempre qualche turista occidentale afflitto da snobismo imbecille che storce il naso di fronte ai segni della modernità, rimpiange che i Masai non rimangano al loro stile di vita arcaico e romanticizza un passato segnato dalla fame e dalle malattie. Come spieghi che, sebbene vivano in una condizione di benessere, i nostri giovani siano la generazione ansiosa? Hanno subito un lavaggio del cervello. Quando gli si insegna la rivoluzione industriale è obbligatorio associarla con l'imperialismo coloniale, il razzismo, lo schiavismo, la distruzione del pianeta, l'inquinamento. Se si aggiungono le influenze di Hollywood, delle elite culturali, l'indottrinamento è a senso unico. La storia occidentale è raccontata come un grande romanzo criminale. In questa versione si omette che le altre civiltà hanno praticato lo schiavismo quanto noi, che gli altri imperi sono stati oppressivi quanto i nostri, ma solo noi abbiamo inventato i vaccini e gli antibiotici. La generazione Z, dopo aver subito questo indottrinamento, è segnata da punte di infelicità, ansia, depressione e il mio libro è un antidepressivo. E invece a proposito di America, vedete qui parte il disgelo tra Zelensky e Trump, pagina 16, con Stefano Graziosi, spesso nostro ospite, sapete, su Radio Libertà. Il presidente ucraino incontra il tycoon dopo giorni di tensione, il repubblicano ribadisce la necessità di terminare il conflitto, vogliamo un accordo equo per tutti, e quindi questo disgelo tra Zelensky e Trump, perché è il primo incontro, il primo faccia a faccia che si è tenuto tra loro dal 2019. E poi ovviamente qui è ricordato anche che ci sono state, no, de diverse sfumature anche all'interno dei repubblicani su queste trattative, su quello che potrebbe essere il piano di pace, e tanti critici detrattori poi di Trump dicono sempre: ma sì, lui dichiara che con lui eletto presidente in 24 ore si chiuderebbe questa partita, finirebbe la guerra, ma non ci dice mai, non ci spiega mai come farebbe. Del resto, perché dirlo ora? Ecco. E allora, dicevamo, volevo chiudere questa parte sulla Verità, comunque la rassegna stampa. Qui c'è anche un articolo di Morello Pecchioli, Storia in tavola, la vendemmia che dispensa i dolci, e qui il riferimento ai mostaccioli, pensate, che ingolosirono anche il poverello di Assisi. Molte regioni li rivendicano come propri, utilizzano nomi diversi. La prima ricetta risale a Catone, 2 papi ne erano ghiotti e persino San Francesco li volle in punto di morte. Ma volevo leggervi questa risposta che ha fornito Giordano, qui appunto sulla La Verità di oggi, perché c'è stata questa lettera che gli è stata mandata, la proposta di un lettore: Zaia in Emilia, una pazza idea, ma perché no? Caro Giordano, visto che in Veneto un terzo mandato per il presidente Luca Zaia sembra improbabile, perché non lancia l'idea di candidarlo alla regione Emilia-Romagna? Sicuramente ha le carte in tavola per vincere. Zaia infatti è l'unico che in campagna elettorale potrebbe dire a tutti: quei disastrati dal maltempo, disastrati no, romagnoli, emiliani, io vi risolverò il problema come ho fatto nel Veneto. E sicuramente dovrebbero credergli, l'ha già fatto, che provino i sinistri a negare l'evidenza. E insomma ci piace questa suggestione, perché sappiamo, no, che Zaia, il presidentissimo, il doge, per come amministra, per come è amato
e rieletto sempre a furor di popolo, non si dice manco più a percentuali bulgare, ma autoironicamente lo stesso Zaia dice vengo rieletto con percentuali venete, e allora, essendo molto legato alla sua terra, non credo che Zaia accetterebbe di candidarsi in un'altra regione, credo che si sentirebbe più a suo agio, per esempio, come candidato sindaco a Venezia. Però mi è piaciuta la sua idea, caro Franco, risponde appunto qui Giordano, e poi conclude. In altre parole, ha fatto l'opposto dell'Emilia Romagna, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, perciò vedere Zaia in campagna elettorale fra Forlì, Ravenna e Bologna mi stuzzicherebbe non poco. Che dice? L'idea proviamo a lanciargliela qui pubblicamente, vediamo se risponde. Vediamo se risponde lui Zaia, vediamo se risponde anche la sinistra. Ma ve la citavo, e allora prima di iniziare la nostra intervista vi apro un attimo, poi ovviamente ci torniamo sugli altri articoli che anche vi stavo richiamando dalle altre testate, li richiamiamo anche durante le domande ai nostri ospiti, ma dalla prima pagina del Corriere, che vedete oggi è dedicato appunto a questi raid a Beirut contro Nasrallah, e infatti adesso è in forse la sorte del leader di Hezbollah, bombe sul quartier generale di Hezbollah, voci sulla morte del leader di Nasrallah, Netanyahu che invece sostiene che si debba andare avanti, quindi rasi al suolo 6 palazzi nella capitale libanese, il premier israeliano che contesta l'ONU, una palude antisemita. E poi la riflessione sul diritto in crisi di Sabino Cassese, e che appunto spiega che tutte queste guerre, con queste operazioni di polizia condotte su larga scala in altri paesi, uccidendo anche dei civili, pongono delle domande, pongono delle sfide. Ma vi dicevo, andiamo velocissimamente a pagina 11 perché c'è appunto questa intervista al sottosegretario Freni. Nel 2026, fine della procedura UE, interventi, la priorità va alla sanità. Freni, sottosegretario al MEF, al via una serie di riforme, processi più brevi e meno evasione. E qui la domanda anche su quelli che sono gli impegni, no? Per esempio per la compensazione dei tanti fabbisogni di cassa che sono sorti per questa riforma grillina del super bonus. E qui comunque gli è stato chiesto nell'intervista condotta da Andrea Ducci: gli impegni assunti per tenere sotto controllo la crescita della spesa primaria netta prevedono delle eccezioni? Rispetteremo il tasso di crescita della spesa netta che abbiamo concordato con l'Europa. L'impegno sarà costante, ma soprattutto faremo delle scelte. Le eccezioni ci sono e sono virtuose, e infatti poi ci sono anche delle eccezioni, perché lui qui spiega, no? Vedete, la crescita della spesa sanitaria sarà costante in rapporto al PIL. Aumenteremo le risorse per questo comparto portando il livello della spesa sopra il valore aggregato. Dimostreremo di essere il governo che investe più di tutti per tutelare la salute dei cittadini. Peraltro ricordo, e qui queste eccezioni dall'aggregato della spesa netta, che sono già esclusi gli interessi sul debito, i fondi strutturali europei e il cofinanziamento nazionale, i sussidi di disoccupazione e una tanto. Ci sono ragioni per sospendere o modificare il piano? Il piano è scritto per sfruttare al meglio le opportunità offerte da un orizzonte di 5 anni. Al di là delle revisioni annuali minime, l'unica ragione per modificarlo sarebbe un cambio di governo, e mi conceda che questa ipotesi non è proprio all'ordine del giorno. Avete previsto riforme e investimenti che in parte saranno in continuità con il PNRR, quali? Avremo un ciclo di riforme per consolidare i risultati e aumentare la crescita. L'intervento sarà trasversale, dalla riduzione dei tempi dei processi al rafforzamento dalla lotta all'evasione fiscale, sino alla riforma del mercato finanziario, ma faremo di più. E insomma, veramente un Freni che elenca tutti gli impegni di questo governo, di questo esecutivo. Ma io adesso interrompo questa parte di rassegna stampa, interrompo la condivisione e mi appaleso in video, perché vedo che già Matteo De Sio, il nostro ospite, e il professor Terrano ci hanno raggiunto. Allora, grazie a entrambi per averci raggiunto e mi scuso per l'attesa, scusatemi, stavamo completando questa parte di rassegna stampa. E allora vi trovo entrambi, grazie Matteo, grazie professor Terrano. Buongiorno. Buongiorno. E allora dicevamo, professore, dobbiamo subito commentare questo processo, no, per Rams, commentare anche l'articolo che appunto lei ha scritto sul sito, no, di Nicola Porro, sito testata di Nicola Porro, e appunto sono tante le incongruenze di questa richiesta della Procura di Palermo, ma senza insomma arrivare già al cuore della questione, perché
lei giustamente indica quello che è l'errore clamoroso anche a proposito della volontà di sindacare, no, comunque una scelta politica, un indirizzo che alla fine rispondeva anche al bisogno di soddisfare un impegno assunto elettoralmente, un impegno assunto con gli elettori, ma forse quello che è grave, che viene alla luce, è anche una volontà di interferenza, di ingerire su un altro potere dello Stato. È pur vero, come ha precisato lei, professore, che questa tripartizione, no, che ci è stata consegnata da Montesquieu e da Locke non può essere più intesa, e forse nemmeno da loro era intesa in maniera così rigida, questa tripartizione dei poteri. Sì, esatto, perché il problema del processo Salvini è che è un processo prettamente politico, quindi la procura, perché si parla di un clamoroso errore, la procura non può intervenire in questioni che riguardano l'attuazione di un indirizzo politico, perché Salvini, nella propria qualità di ministro dell'interno, non faceva altro che dare attuazione al proprio programma politico, cioè a quello che aveva promesso in campagna elettorale, al corpo elettorale, a chi lo ha votato. Tra l'altro, perché poi mi diverte anche leggere i commenti che le persone fanno sul sito, sul quotidiano nicolaporro.it, e dice ma com'è possibile? Invece comunque la Lega non è un partito che si pone al di fuori del dettato costituzionale, perché se lo fosse l'avrebbero già chiuso, voglio dire, avrebbero già ordinato. Quindi comunque si pone all'interno dell'alveo della Costituzione, non c'è nulla di illegale o addirittura di incostituzionale. La procura che cosa fa nella propria requisitoria, che poi è la memoria conclusionale perché siamo alla fine del processo? Chiede la condanna di Matteo Salvini a 6 anni per sequestro di persona. Dice che c'è stato questo sequestro di persona perché non ha voluto far sbarcare la nave Open Arms nell'agosto del 2019. In realtà, come già ha detto anche, ha ricordato lei, è il problema della separazione dei poteri. In questo caso, laddove la procura lo può fare, perché non è che fa un qualcosa di al di fuori della legge, però quello che sarebbe abnorme è che il tribunale accogliesse anche parzialmente una tale richiesta, perché in realtà appunto si porrebbe al di fuori, sarebbe il tribunale, sarebbe la magistratura a porsi al di fuori del dettato costituzionale, perché in realtà si parla di un problema che è prettamente ed esclusivamente politico, quindi attuare un programma, un indirizzo politico non è illegale, non è al di fuori anche se la nostra Costituzione prevede all'articolo 96 l'esistenza di reati ministeriali, ma non è questo il caso del compimento di un reato, di natura ministeriale. Quindi, tornando anche al discorso che aveva fatto lei, dice: è chiaro che la tripartizione dei poteri non è un qualcosa di così netto, di così rigido, perché appunto il costituzionalismo moderno, liberale, di stampo liberale, che ci viene dal XVIII secolo, dall'illuminismo, vuole proprio che appunto il potere viene attribuito, viene riconosciuto a determinati organi dello Stato, ma allo stesso tempo deve essere limitato, perché se non ci fosse una limitazione del potere, praticamente ci troveremmo nell'assolutismo o addirittura nel totalitarismo come nel XX secolo. Allora è necessario che i poteri tra di loro comunichino, almeno, che ci sia quindi una sorta di, ma non nemmeno di interferenza, ma io parlerei di comunicazione tra di loro al fine proprio di poter limitare quelle che sono appunto situazioni che potrebbero degenerare in problemi che appunto sono stati propri dei totalitarismi. Ecco perché appunto noi abbiamo nella nostra Costituzione la previsione, per esempio, che l'ho scritto anche nel mio pezzo del lunedì scorso, che molti parlamentari possono diventare ministri. I parlamentari rappresentano il legislativo, no? L'organo legislativo, mentre i ministri rappresentano l'esecutivo, fanno parte del governo. La maggior parte dei ministri sono anche parlamentari,
sono pochi i ministri tecnici, e questo già è un esempio di interferenza tra esecutivo e legislativo. E poi c'è l'ipotesi prevista dall'articolo 96, cioè l'ipotesi in cui si presuppongono l'esistenza di reati ministeriali che vengono poi analizzati da quello che è la composizione collegiale del tribunale, che è di 3 membri, che è il Tribunale dei Ministri, che è appunto proprio il caso di Matteo Salvini. Chiaro, no? Questo è il quadro in cui noi ci troviamo da un punto di vista legale e costituzionale. Però quello che va al di là, la procura che va al di là di tutto, insomma, è che va a cercare di sanzionare, di censurare il comportamento di Matteo Salvini. Tra l'altro è la stessa Cassazione, non è che lo dico io, è la stessa Cassazione che dice che non si tratta di un reato ministeriale. Quando un ministro dà attuazione al proprio indirizzo politico, anche se ci sono delle convenzioni internazionali, perché tra l'altro questa requisitoria è bellissima, sono 237 pagine, ci fa una lezione di diritto internazionale pubblico in cui praticamente ci spiega tutti i passaggi, che per carità sono assolutamente ineccepibili, perché ovviamente l'Italia, dopo il nostro ordinamento italiano, dopo la seconda guerra mondiale, ha partecipato a quella procedura prevista dall'articolo 11 della Costituzione di limitazione della sovranità per poter partecipare, per poter entrare a far parte delle organizzazioni internazionali, e poi sovranazionale, che è l'Unione Europea, ma in questo caso non c'entra. E quindi praticamente ha firmato la Convenzione di Ginevra, che è una convenzione internazionale, quella ONU, poi la Convenzione di Amburgo, la Convenzione di Montego Bay, e quindi tutta una serie di convenzioni internazionali che danno, la cui il perno principale è quello di dare possibilità al rifugiato di dare diritto di asilo, che tra l'altro è previsto anche dalla nostra Costituzione all'articolo 10. Quindi in realtà chi si trova in una situazione di rifugiato politico di qualsiasi natura può trovare asilo all'interno del nostro territorio italiano. Ma in realtà Matteo Salvini non ha violato queste norme, o meglio, se le ha violate è stato ovviamente per dare un indirizzo politico, per dare attuazione a questo indirizzo politico. Tra l'altro non è nemmeno sequestro di persona, perché la nave poteva andare dove voleva, quindi comunque non c'è in nessuna... cioè io non vedo come il Tribunale possa dare accoglimento a una richiesta di tale portata, che è abbastanza pesante, insomma, ma non è solo per la persona, per la figura di Matteo Salvini, ma di tutto il nostro ordinamento, insomma, verrebbe veramente leso sarebbe una cosa clamorosa, non so se mi spiego. No, chiarissimo. La Cassazione ha sentenza, l'ho citato nel 2003, che dice perfettamente che Matteo Salvini, in questo caso specifico, non può essere condannato. Questo in generale. Penso di essere chiaro, no? No, chiarissimo. E vengo da te, Matteo, anche insomma per chiedere una tua riflessione sul punto, perché giustamente prima il professore ci faceva anche capire che comunque alla fine questa requisitoria contiene una prospettazione di quella che è la gerarchia delle fonti. Si richiamano queste convenzioni internazionali che sarebbero superiori alle norme ordinarie, alle norme di legge. Però Matteo, ti lancio una provocazione: guarda caso però questa gerarchia delle fonti non è stata tanto rispettata durante il periodo della pandemia. Io mi ricordo che lo stesso Cassese intervenne dicendo: vi rendete conto che con uno strumento che sono i DPCM, che sono delle fonti subprimarie di rango secondario degli atti amministrativi, veniva disciplinata la libertà, un atto di alta amministrazione, erano atti di alta amministrazione DPCM. Atti di alta amministrazione che andavano a limitare una libertà di circolazione prevista all'articolo 16, il quale stabilisce che questa libertà può essere stabilita limitata in via generale dalla legge per motivi di sicurezza sanitaria. Insomma, Matteo, scusami per questa divagazione, però per far capire come ci sono sempre 2 pesi e 2 misure. Innanzitutto ringrazio il professore che ha dato un intervento molto esaustivo. Leggevo tra l'altro
un altro suo articolo, sempre su un processo a un politico, quello che è successo purtroppo a Totti, il governatore della Liguria, l'ex governatore della Liguria, anche lui processato, anche lui per arresti domiciliari è rimasto in casa. No, non è mai stato processato, questa è la cosa clamorosa. Esatto. Hanno cercato per 3 mesi, tenendolo a casa, quindi obbligandolo, cercando di limitare la sua libertà personale, per cercare poi di avere le sue dimissioni. Quindi ci troviamo di fronte a una magistratura che di nuovo vuole interferire con la politica, però all'epoca, quando interveniva con Mani Pulite, vi era del marcio. Qui parliamo di una magistratura che interviene per limitare l'indirizzo politico. Infatti, professore, cosa ne pensa? E volevo, ecco, prima di farla rispondere, condividere un attimo lo schermo per farvi vedere anche non solo il suo articolo, appunto, professore, quello che aveva scritto sul sito del Quotidiano di Poro. Credo che lo vediate, vero? Mi confermate? Sì, E, esatto. e infatti qui c'è anche la sentenza della Cassazione che Del stabiliva 2003. Sì, esatto, che è la chiave di questa qui. volta. Tra l'altro l'avvocato Bongiorno, che è molto più esperta di me, non avrà problemi, ovviamente, sicuramente la citerà nella propria memoria. Mm-hmm. Esattamente, ma Sì. poi ecco, ricollegandomi a quello che diceva anche Matteo De Sio sui problemi di credibilità, no, di questa magistratura, volevo anche poi farvi vedere questo articolo che era, credo, eccolo qui, me l'ero preparato, vediamo se lo ritrovo. Ecco, un intervento di Gratteri che ha affermato, questo del 23 settembre, il super PM Gratteri: noi magistrati mai così poco credibili, rifacendosi a quello che è successo, no, per il caso Palamara, e diceva: abbiamo perso credibilità, siamo ai minimi storici di credibilità, però lo dice uno che comunque si è schierato sempre contro questo governo. Infatti Gratteri ha fissato la lancetta temporale sul caso Palamara, deflagrato nel giugno 2019 tra inchieste. Gratteri che poi in questi giorni ha presentato anche il suo libro sull'evoluzione delle mafie, dell''ndrangheta. Qui c'è appunto Giuseppe Brienza, scusatemi, che ci ha mandato questo articolo, il procuratore Gratteri a Potenza, quindi, che ha presentato ieri questo suo libro sul Grifone, relativo proprio a come l''ndrangheta sta cambiando il suo volto nell'utilizzo delle tecnologie. E allora, professore, ritorno da lei per la chiusura, anche insomma chiedendo una riflessione su questo ruolo della magistratura che compie ingerenze, interferenze, ma l'abbiamo detto, c'è sempre questo rischio di interferenze, ma poi soprattutto le chiedo anche, professore, ma non è strano che a rispondere eventualmente sia solo Matteo Salvini e invece, per esempio, gli alleati di governo, i tanti grillini che erano lì, addirittura pensiamo allo stesso Toninelli, che era comunque ministro delle infrastrutture e dei trasporti, lo stesso premier Conte, loro che rivendicavano questi risultati, che dicevano: contrastiamo anche noi questi taxi del mare. E insomma, non è grave che ci sia solo lui poi alla fine sul banco degli imputati, posto che ci possa essere, no, una credibilità in questa accusa per quel fatto. Beh, certo, se c'è una responsabilità, se responsabilità si può chiamare, tra virgolette, è una responsabilità di natura collegiale, perché ovviamente, tra l'altro in quel periodo erano stati approvati anche i decreti legge sulla sicurezza, che poi sono stati convertiti in legge nel dicembre successivo, se non mi sbaglio, adesso non mi ricordo, ma comunque era una posizione comune del governo. Per questo io poi ho anche scritto nell'articolo e ho detto: si parla di una attuazione di un indirizzo politico, perché evidentemente lì era una posizione presa coscientemente dal governo, dall'intero governo. È chiaro, non è che Matteo Salvini poteva agire da solo in qualità di ministro, è ovvio, quindi non assolutamente sono d'accordo su questa cosa. E allora, Matteo, la tua riflessione finale, perché insomma abbiamo detto di tanti magistrati che si sono opposti, no, a queste espulsioni, che poi alla fine insomma non è che io non ho sentito anche cori da parte dell'Associazione Nazionale dei Magistrati a difesa, per esempio, della stessa posizione di Salvini. Nessuno che è intervenuto ha detto: beh, forse questo è un processo abnorme, stiamo a vedere anche cosa succederà, perché effettivamente, no, ci dicevamo, Matteo,
se ci dovesse essere la condanna sarebbe un pericoloso precedente. Anzi, l'ANM è intervenuto con varie note dicendo è grave che sia stata attaccata la magistratura per la requisitoria, no, della Procura di Palermo. Esatto, soprattutto ci troviamo di fronte a una magistratura che non chiede, tra virgolette, mai scusa, e quindi ci troviamo di fronte a un governo e a un'alleanza di governo, insomma, tra Toti, tra Matteo Salvini, che vengono sempre attaccati, e non vi è però la corresponsabilità degli altri partecipanti al governo, degli altri alleati, ex alleati. Esatto. E poi è anche quello che è grave, e qui il professore magari sarà d'accordo, però quello lo consente l'ordinamento, che si possano costituire così tutti i vari, no, enti e le associazioni che vogliono perseguire una lotta politica contro Matteo Salvini. Dicevamo l'assurdo del comune della città di Barcellona, che si è costituito più tutta una serie di enti, di associazioni. Ricordo infatti l'articolo di qualche giorno fa sul giornale, la Corte dei Miracoli delle ONG contro Salvini. Più le testimonianze del divo del cinema Richard Gere durante il processo. E insomma, veramente un grande caravanserraglio politico. Io vi ringrazio tantissimo, grazie Matteo De Sia, grazie al professor Terrano, grazie a tutti che ci hanno ascoltato, grazie, e grazie ad Andrea, la regia, che ovviamente ci ha ricordato che il nostro tempo è scaduto. Grazie ancora a tutti voi, buona continuazione. Grazie. Avete